Allora, cari telespettatori, ritorniamo insieme con il nostro rinnovato cappello di apertura e di chiusura della nostra trasmissione. In questo caso siamo in chiusura, quindi tiriamo le somme, ma tiriamo le somme di un periodo abbastanza turbolento dal punto di vista economico, finanziario e politico, e lo facciamo come sempre con il nostro super esperto Stefano Zara, esperto di finanza ma anche di economia. Ben ritornato qui con Buonasera. noi. Allora, cerchiamo come sempre in pochi minuti, anche se ce ne vorrebbero tanti, di dare chicche di insegnamento di finanza, anche se è difficile. Ci ripromettiamo con questa stagione, Stefano, di essere più precisi, come ci chiedono i nostri telespettatori, piccoli schemini magari da fare ogni volta per insegnare piccole strategie, perché effettivamente noi di finanza poco ce ne intendiamo e male la mastichiamo. Ma poi facciamo anche un po' il punto di una situazione in evolversi, è il momento anche delle ricorrenze, come sempre succede con il settembre, ottobre, di eventi anche tragici e importanti che hanno rivoluzionato completamente l'economia dei nostri mondi, di fatto è così. Allora, cosa possiamo ricordare prima di tutto? E da questo trarre insegnamento, se è possibile, perché Sì, errare umano, ma perseverare è peggio. è diabolico. Su tutti i giornali, no, si dà evidenza del fatto che siano passati 10 anni dall'innesco della più grande crisi finanziaria del secolo, eccetera, eccetera. E col senno di poi ci siamo ancora una volta accorti che raramente abbiamo fatto le cose che dovevano essere fatte. No? Perché? Perché siamo uomini e non macchine e perché col senno di poi sono facili mille considerazioni, Cioè c'è anche stato le questo più enorme corrette. tracollo, no, Il finanziario fallimento di una delle nella più Lehman grandi banche del Brothers. mondo ha innescato una serie di reazioni problematiche, quindi il fallimento di Lehman Brothers, l'innesco della crisi dovuta ai mutui subprime, i prodotti tossici che hanno in pancia tante banche, il fatto di non sapere, di non avere la percezione di quanto grande fosse il problema, ha innescato una crisi di panico che ha fatto crollare le borse, una crisi di panico che ha toccato tutti i mercati. A distanza di 10 anni le banche americane sono in salute, hanno ridato allo Stato quello che hanno ricevuto per mettersi in sesto, le banche europee piano piano con minore aiuto da parte dell'unica istituzione che le ha aiutate, che è stata la BCE in sostanza, ogni paese ha sistemato i propri guai, noi per ultimi. Noi ce li E abbiamo avuti anche dopo, ce abbiamo li abbiamo avuti anche beneficiato di un dopo, ce li momento di siamo grazia e trascinati. poi vai che è arrivata la bomba. E le borse, che sono un po' il termometro della situazione, sono tornate al bello un po' dappertutto e stentano a trovare la via del recupero vero, soprattutto nel nostro paese. Insomma. Diciamo, la borsa è il termometro dell'economia di quel paese, della crescita e delle aspettative di crescita in quel paese. Allora, noi abbiamo attraversato una fase problematica che non si sta ancora concludendo, legata anche alle decisioni che prenderà il nuovo governo per ciò che riguarda lo sviluppo e le Assolutamente. iniziative per lo Perché sviluppo. prima dicevi non abbiamo tratto sì, aiuto, supporto e imparato niente dagli errori e si continuano a perseverare? Per quale Beh, ragione? da una parte è anche difficile per noi italiani, c'è una considerazione da fare. Tutte le borse hanno rivisto i loro massimi. Cosa vuol dire? Che da quel minimo di inizio 2009 ci sono stati grandi guadagni nell'ordine delle due cifre. Per darti alcune idee, $10.000 investiti in azioni tecnologiche sono diventate 43-44.000. Anche i settori che hanno meno performato ti hanno restituito i tuoi soldi, quindi hanno assorbito le perdite, sono andati inutili. Tutto questo non tocca il nostro... Cioè c'è stato un recupero, ma noi siamo ancora un listino, e parlo della borsa italiana, troppo condizionato dai titoli bancari e finanziari e che è molto distante ancora dai suoi massimi del lontano 2000. Dove non tornerà forse più perché... Insomma, il nostro listino cuba circa 21.000 punti e era a oltre 50.000 nel 2000. Molte analogie con il listino giapponese, che ha visto i massimi in tempi ancora più lontani nell'89 e che valeva intorno ai 39.000 punti e oggi siamo intorno a 23. Quindi perdite superiori per entrambe le borse, c'è una distanza ancora superiore al 40% dei loro massimi. Ci sono alcune analogie tra i due sistemi paese, grande debito pubblico,
stagnazione dei consumi, crescita che va a rilento, a differenza che loro non hanno uno spread da tenere sotto controllo perché il debito ce l'hanno sostanzialmente in mano loro, noi almeno in quasi il 40% del debito nostro è in mano ad investitori stranieri. E quindi dobbiamo sempre rispondere. Quindi dobbiamo avere un tasso che attragga ricchezza e dobbiamo soprattutto tenere i conti in regola, altrimenti non ce li compra più nessuno i nostri titoli e quindi abbiamo proprio un bisogno. A noi servono per far cassa i titoli di debito, per finanziare la spesa corrente, ma anche per mantenere in ordine i nostri. Oltretutto il debito nostro in mano è soprattutto, in maniera molto rilevante comunque, alle banche italiane più importanti. Che però si sono tutte riviste, rivisitate, se unite. Quando c'è un mal di pancia sullo spread, i titoli che vengono penalizzati immediatamente sono i bancari, ovviamente avendo molto debito pubblico in pancia. Vuol dire se un titolo, se un BTP perde valore, il capitale della banca perde valore, perché ce l'ha in pancia, ce l'ha a bilancio, questo può determinare una sua maggior propensione ad erogare credito e innescare tutta una serie di considerazioni legate al finanziamento delle imprese, alle famiglie. È una serie di equilibri fragili e instabili da tenere quotidianamente sott'occhio. Questo che effetto ha sul risparmiatore? A parte un effetto ansiogeno, ovviamente la stampa evidenzia, la stampa deve fare notizia, deve vendere giornali, deve attaccare la gente al video e quindi enfatizza anche in maniera un po' troppo ansiogena questo tipo di situazione, no? In realtà il risparmiatore italiano, che è sempre abituato a essere italocentrico, no? Compra le case perché vive nel suo paese e anche lì si è fatto. Il mercato immobiliare italiano è in crisi da 10 anni, ma gli altri mercati immobiliari sono andati bene. Ma non abbiamo imparato che il mercato immobiliare non vuol dire solo comprare una casa fisica, ci sono dei prodotti che si possono acquistare in banca, ad esempio, degli ETF legati al mercato immobiliare di qualsiasi paese all'estero, che rappresentino la crescita di quelli che sono prodotti semplici. Cioè che cos'è questa cosa? L'ETF è un prodotto finanziario che si può comprare e vendere, che rappresenta quel mercato di riferimento. Cioè il mercato, che cos'è? Può essere il mercato immobiliare europeo, il mercato immobiliare cinese, il mercato immobiliare americano, il mercato immobiliare inglese. Quindi io scommetto in qualche modo su quel mercato? Compro sì, quel mercato. Però ci scommetto sopra perché dico che se possa cresce arrivare, guadagno, se cioè. perde perdo. Ma l'ETF è un prodotto molto semplice, molto trasparente, riguarda le borse, i mercati finanziari, ma gli immobili, i prodotti agricoli, alcuni settori, la robotica, la meccanica, l'auto. Ci sono più prodotti, un bel libro che sto leggendo in questi giorni dice, di Anthony Robbins, dice che negli Stati Uniti ci sono più prodotti finanziari, 3 volte i prodotti finanziari rispetto ai titoli che vengono rappresentati, quindi c'è anche un eccesso di prodotti. Questo non è del tutto negativo, c'è una rappresentazione che segue anche i mutamenti dell'economia, ma per tornare a noi, i titoli rappresentativi dei mercati immobiliari ti consentono di cavalcare delle tendenze che nel tuo paese sono negative e continuano ad essere negative. I prezzi delle case già costruite sono calati anche ad agosto di quest'anno, mediamente su base nazionale di 1,07, ma su base annuale di un 2,2. Quindi il settore immobiliare che era in crisi, c'era stata una ripresa, resta in qualche modo fermo? Negli ambienti pratici, accademici, si dice non c'è niente di più facile che fare previsioni sul mercato immobiliare. Non possono crescere i prezzi delle case se queste sono vuote. Cioè, però non si figlia più, non si fanno bambini. Però tanta gente avrebbe bisogno di un'abitazione, soltanto che forse è il sistema in sé per sé che non consente di fare investimenti. No, no, allora, se non ci sono famiglie è difficile che uno compri o che il boom economico, i figli del boom economico, del boom demografico hanno già la casa, quindi c'è un mercato, può essere di cambio comunque. Cambio casa, ma che non può avere le dimensioni di crescita del mercato residenziale degli anni 70-80, ovviamente.
Quindi può essere, ed ecco perché i prezzi calano, Verissimo, e però penso si perché i parla prezzi non tanto, cresceranno. esatto, però lì con mea culpa si parla tanto di immobili vetusti che hanno un sacco di problemi, non si può edificare ovunque perché diventa paradossale, abbattere l'esistente, ricostruire, e lì è un discorso anche di fattore Può economico. esserci secondo me, sicuramente un mercato di riqualificazione, anzi un grande mercato di riqualificazione, perché le aziende del settore comunque che si occupano di ristrutturazione e riqualificazione edilizia stanno andando bene, fanno fatturato e quant'altro, e quindi c'è sicuramente un mercato di riqualificazione che non avrà e non può avere le dimensioni del mercato degli anni passati. E quindi per ciò che riguarda noi, cioè il fatto di fare Come delle valutazioni sui prezzi investitori, che salgono o che scendono, noi non non c'è possiamo storia. remare contro noi stessi, cioè contro la nostra, contro il fatto stesso che siamo un paese destinato a un invecchiamento che non sostiene più un rialzo dei prezzi del mercato immobiliare. Se noi in alcune aree in cui il mercato è Sì, determinato anche infatti. dall'offerta agli esteri, quindi acquisti dall'estero, per cui città d'arte e quant'altro, che sostengono ancora il prezzo. Per quanto riguarda anche il mercato finanziario, noi siamo sempre stati un paese italocentrico, noi consideriamo il nostro paese il centro dei nostri ovviamente risparmi, quindi siamo andati per anni a sottoscrivere titoli di debito, per anni a comprare borsa italiana, Ma perché così ci dicevano a fin dei ecco, conti, cioè ci portavano a fare questo tipo di, tra virgolette, errore, no, per no, mancanza non è di cultura, errore, ma allora, col senno di poi, certo. col senno di, no, col senno di poi, perché ci manca una cultura intrinseca nel nostro modo di rappresentarci l'esistenza relativa alla finanza, siamo Quindi un po' dobbiamo reticenti. tornare, quando facciamo delle scelte di investimento, a fare delle scelte di investimento su mercati efficienti. Mercati efficienti oggi sono soprattutto i mercati dove le economie nel lungo termine sono dimostrate solide ed in crescita. Quali sono? Il mercato americano sostanzialmente Che e il però ha avuto le mercato del nord sue, Europa. esatto, che ha avuto le sue, perché con Trump tutto adesso, poi siamo a metà Sì, mandato, per cui da capire come ecco, però vogliono se noi metterlo in prendiamo crisi. l'indice, allora, su quel mercato va il 43 o 44% delle risorse finanziarie del mondo, eh. E quindi se noi prendiamo quel mercato, io ho fatto un viaggio negli Stati Uniti, il primo viaggio che ho fatto all'inizio degli anni 90, 93, 95, era intorno al 20 il Thanksgiving, quindi intorno a ottobre o novembre del 95, si festeggiava il record del Dow Jones a 4.500 punti, 95. E oggi a distanza di 23 anni, quell'indice da 4.500 punti ne vale 23.000 e qualcosa. Quindi, È cambiato ehm, qualcosina. quindi 50.000 dollari investiti e lasciati là e buttati là nell'indice sono circa 950.000 adesso, insomma. Chiunque sa fare i suoi conti. C'è una Quindi, considerazione da fare, che quel 10,4 di media di incremento annuo che ha avuto quell'indice, al netto di tutto quello che è successo dentro, vuol dire guerra del Golfo, sì, 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 impeachment, tutto. l'11 settembre, crollo e catastrofe finanziaria del 2002, al netto di tutto il rendimento medio è stato, e chiunque può fare le sue Certo. verifiche, i suoi controlli. C'è una cosa da dire, se in questo lasso di tempo abbastanza lungo noi togliamo le 10 giornate di maggior rialzo, il rendimento cala al 5 qualcosa. Cioè, per portare a casa soldi occorre avere una buona distribuzione, quindi scegliere dei mercati efficienti, e la signora di Cadoneghe Sì? può comprare la borsa americana senza nessun problema, con prodotti semplici e trasparenti, senza vincoli di nessun tipo, borsa americana o le principali Certo, borse sì. europee, tenerle e se impara a non spaventarsi degli alti e bassi, i mercati sono efficienti e premieranno la signora di Cadoneghe. Benissimo, e questo è l'insegnamento della giornata odierna. Grazie a Stefano Zara. E intanto abbiamo dato uno scorcio e risposto anche ad alcune domande da parte vostra del settore immobiliare, avete capito, quindi lì non c'è tanto da sorridere, però ci sono delle alternative interessanti e poi ci sono dei mercati da tenere sotto controllo. Ce ne sono anche altri, però ma ne parleremo nel prossimo appuntamento. Buon proseguimento naturalmente e ci vediamo presto. Buonasera.